No. Sì. Sì, ok, ma no. No, assolutamente no. Decisamente no. Dicevamo, Scusate, siamo un po' provati. siamo un po' provati, ma io secondo me, almeno non tanto per la mattinata. Io secondo me. Secondo me non tanto per la mattinata, almeno io. Non tanto Secondo per, me. Insomma, non tanto per la mattinata quanto per la sequenza di giorni belli sparanti. Abbiamo fatto una bella tirata. Dobbiamo sopportare anche Lorenzo, il Bonfanti, quindi altro che 7 ore per dormire, ti serve un letargo. Quindi stamattina alle 7 pimpanti, 7 e mezza siamo partiti più o meno, ci siamo trovati alle 8, da Varese siamo venuti a Cantù e da Alessio, dato che sei Sì. il primo a esserne coinvolto, dai la buona notizia. La ritmica è ufficialmente terminata, nel senso che abbiamo finito di registrare batteria e basso. Batteria e basso, esatto, quindi una... Chitarra invece dice, beh, lui è venuto 3 giorni, far che? A registrare una cosa che poi non serve. Infatti io non ho capito se era veramente necessario. Sì, è necessario. Era necessario, vedete che qui non si può fare a meno. Ho detto che è necessario, non ho detto che non si può fare a meno. Quindi, com'è la definizione di necessario, scusa? Necessario. Varese. Torniamo a casa, lasciamo Cantù finalmente. È veramente una giornata spettacolare. È un po' forse simbolico questa giornata di sole Dopo 2 giorni di pioggia. bellissimo, dopo 2 giorni di pioggia. E forse perché abbiamo finito questa prima fase, il primo weekend. È andato tutto bene, anche tutto bene, nel senso che io... meglio del previsto. Sì, perché mi ricordo che il nostro programma era venerdì di cominciare, se tutto andava bene, a registrarne 1 o 2. Poi non so perché avesse questo piano Bill in realtà, perché forse pensavano di microfonare venerdì, non lo so. Diciamo che ci ha valutato nelle prove precedenti, ha detto vabbè, vi prendo tempo. No, nel senso, però forse venerdì pensava di microfonare, invece era già microfonata la batteria, forse, non lo so, vabbè. Sta di fatto che venerdì avevamo già registrato 3 brani, giusto? Sì. 3 brani e mezzo. 3 brani e mezzo, perché poi quel mezzo l'abbiamo rifatto. Tra venerdì e il sabato abbiamo Sabato mattina abbiamo finito, 4. sabato ne abbiamo fatti uno sul cielo, 6, e poi stamattina abbiamo finito quello che c'era da finire, e con anche una cosa divertente che vi faremo vedere nella prossima. Vi dicevamo appunto che basso e batteria sono finiti, Lorenzo e Alessio si sono comportati alla grande. Con un po' di panico su un pezzo, ma vabbè. Però adesso dopo un po' di mesi ormai che abbiamo a che fare col Bonfanti, io sono sempre più convinto che Lorenzo sia stata la scelta giusta. Cosa ne pensi tu? Alla luce anche di questa esperienza. È un po' pirla, però. Ma è anche un po' quello il bello. Tra l'altro vi faremo vedere come si lancia una palla da rugby, come si fa un lancio. Football americano. Ma questo qua se no fa... Ve le faremo vedere, E quindi il piano adesso è che venerdì torneremo in studio, io tanto per cambiare vengo un'altra volta, sto facendo i conti delle volte che devo venire, praticamente uno spaccio di giorni, però fa niente, si fa anche questo. Torneremo venerdì io e Daniele per fare le chitarre, quindi sia le chitarre acustiche che le chitarre elettriche che il mandolino. E sarà tanto lavoro perché comunque ci sono solo incisioni da fare. Anche se la parte, diciamo, la base è già bella consolidata. Sai, ci manca la scrofa e siamo a posto. La base è bella che è consolidata, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Adesso ci sono abbiamo lasciato Silvio e Billa in studio per fare quello che si chiama l'editing, cioè prendere si chiamano take, ovvero noi quando suoniamo i brani li abbiamo suonati tutti completi, ogni volta suonavamo il brano completo, però l'abbiamo suonato 4, 5, 6 volte fino a che non andavamo veramente alla grande, e adesso loro sono lì da soli in studio a prendere la traccia migliore e poi eventualmente se c'è qualche sbavatura correggerla prendendo le parti da altre tracce. Questo è quello che stanno facendo adesso, in modo tale che quando io e Daniele torneremo suoneremo sulla batteria e sul basso che fatti e finiti che andranno sul disco. E adesso inizia la parte difficile, devono studiare le varie parti melodiche. Tosta, però siamo sicuri che verrà un lavoro della Madonna. Sei d'accordo Dani? Dani, sei d'accordo Ale? Sì. Vuoi fare, sei d'accordo Ale? Sì cari, sì. Ciao bella gente, alla prochaine.